ritengo che siamo qui in Carnia quelli che hanno dato il via alla storia del tiramisù per ricorsi storici. Il nome primario era tiramisù proprio perché questo era un dolce povero che era fatto dalle madri delle famiglie in un momento storico particolare e aveva la prerogativa proprio nel suo nome, tiramisù. Crema al mascarpone, savoiardi inzuppati nel caffè e cacao amaro in polvere sono gli ingredienti che rendono il tiramisù tradizionale il dolce in testa alla classifica di preferenza. Nel giorno del Tiramisù Day, con l'ufficializzazione del Ministero delle Risorse e della Sovranità Agroalimentare di inserire il tiramisù di Treviso come esclusivo, in Friuli Venezia Giulia ci si domanda se davanti allo scippo romano si debba guerreggiare con il vicino Veneto oppure tendergli la mano per creare una sinergia di promozione, mantenendo intatte le caratteristiche e le specialità che lo contraddistingue. Tolmezzo assieme a Pieris sono riconosciute le due capitali di questo dolce. Se dalla Bisiacaria al momento tutto tace, in Carnia di certo non fanno la parte della guardona muta, perché il voyeurismo non gli si addice. Il concetto è chiaro. Nessuna contrapposizione, un dolce tipico italiano e questo è l'obiettivo che dobbiamo avere comunemente tutti per portare avanti una delle eccellenze del nostro territorio, come siamo arrivati qui a Tolmezzo in Carnia a un ricettario per i Chiarsons e come tante altre cose, ma è quello legato a un momento particolare in cui nella globalizzazione le località, ciò che il localismo porta, soprattutto nell'agroalimentare, diventa un valore aggiunto per tutto il nostro territorio.